Una buona serata a tutti i nostri telespettatori, a tutti i telespettatori di TV7 e a tutti i telespettatori di TV7 Match. Buonasera, benvenuti nei nostri studi per questa diretta del venerdì sera. Buonasera Ermanno. Buonasera Tullio. Allora, anche questa sera abbiamo preparato una scaletta che affronta temi diversi, ma che ritorna su alcune cose, diciamo, che abbiamo già affrontato anche. Sono temi che vanno approfonditi. Abbiamo iniziato ad accennare alla terapia del dolore la volta scorsa, la riprendiamo questa volta perché è necessario un approfondimento, è un tema abbastanza vissuto dai nostri telespettatori, quindi è giusto dare una continuità. Poi ci sarà la seconda parte, invece torniamo a parlare della famiglia, la famiglia moderna, la famiglia del terzo millennio, che è molto complessa, è molto chiacchierata, ma soprattutto la politica se ne è appropriata sia in un senso che nell'altro, e quindi vedremo poi i vari testimoni cosa diranno della famiglia del futuro. Ecco, abbiamo con noi dei cortesi ospiti che ci accompagnano in questa prima parte della trasmissione. Buonasera al dottor Roberto Saia, buonasera medico chirurgo, odontoiatra, grazie di essere tornato qua nei nostri studi, e buonasera al professor Francesco Ambrosio. Buonasera professor Ambrosio, docente di anestesia, rianimazione e terapia del dolore all'Università di Padova. Buonasera e grazie anche a lei di essere qua. Allora, andiamo veloci. Anche questa sera abbiamo il nostro appuntamento con la storia, la sigla di Memorandum ci dice di che cosa parliamo, cosa ricordiamo questa sera. Memorandum, storia e memoria. Il 10 aprile del 1954 muore a Lione, in Francia, Auguste Lumière. Con il fratello Louis nel 1895 inventa il cinematografo, una macchina da presa che si trasformava anche in macchina da proiezione. Ecco, questa dunque è la nostra ricorrenza, una data sicuramente importante, e soprattutto la figura di Lumière, una figura importante dei fratelli Lumière. Allora introduciamo l'argomento, dopo sentiremo anche i nostri ospiti cosa ricordano e qualche commento. Introduciamo l'argomento appunto con questo servizio. Il 10 aprile del 1954 muore a Lione Auguste Lumière. Nato a Besançon, in Francia, nel 1864, aveva iniziato sin da giovane a lavorare nell'azienda del padre che produceva apparecchi fotografici e pellicole su scala industriale. Quando nel 1892 il padre andò in pensione, con il fratello Louis iniziò a lavorare per creare la pellicola cinematografica. L'inventiva non mancava e avevano un'idea per sviluppare e produrre immagini in movimento. Fra i tanti brevetti, l'invenzione più importante fu quella del cinematografo. I Lumière sapevano che la retina dell'occhio rimane impressionata per una frazione di secondo dall'immagine che ha visto precedentemente, ed ebbero la grande abilità di inventare uno strumento che, attraverso la croce di Malta, funzionava sia da camera che da proiettore, il cinematografo appunto, che brevettarono il 13 febbraio 1895. La prima pellicola venne girata con questo strumento il 19 marzo 1895. Il 28 dicembre dello stesso anno al Grand Café di Parigi furono proiettate queste immagini, 10 film, ciascuno della durata di circa un minuto, svelando per la prima volta al mondo la magia del cinema. Malgrado il successo iniziale, i padri fondatori della settima arte non avevano molta fiducia sul futuro della loro invenzione, ritenevano che il pubblico si sarebbe stancato rapidamente dello spettacolo del movimento e così decisero presto di spostare i loro interessi sulla fotografia a colori. Il regista francese Costa Gravas ricorda: alla prima proiezione c'erano pochi spettatori, alla seconda 300, poi miliardi senza interruzioni. I Lumière sono benefattori dell'umanità.
Ecco, allora, abbiamo visto anche le immagini di quelli che sono stati i primi film girati dai fratelli Lumière. Allora, professor Ambrosio, un'invenzione, quella dei fratelli Lumière, che ha rappresentato sicuramente una svolta di cui ancora oggi, diciamo, anche se in forma completamente diversa, godiamo, diciamo. Godiamo in molte maniere. Il cinema forse non è quello degli anni 50 e 60, ormai diciamo, si è spostato sull'elettronica molto più di un tempo. La televisione d'altra parte ha cambiato ulteriormente diciamo così, le previsioni di sviluppo, ma di sicuro ha permesso di godersi begli spettacoli, ma anche di imparare cose nuove che non si sarebbero mai viste altrimenti. Pensiamo cos'era la possibilità di muoversi negli anni 20 o 30 per le persone e invece cosa potevano vedere attraverso il cinema, un'apertura verso il mondo. Certo, benefattori dell'umanità, li ha definiti il regista francese ma di origini greche Costa Gravas, dottor Saia. Se teniamo conto dal punto di vista scientifico cosa può aver fatto cosa possono aver fatto i filmati nel raccogliere dati sia scientifici sia dati storici, che poi soprattutto dal punto di vista diciamo anche scolastico, anche se non proprio nelle scuole nei primi tempi, è servito a aumentare quella che è la conoscenza e l'istruzione. Se pensiamo che ormai è acquisito, e non lo dico certo io, che l'evoluzione dei popoli da tutti i punti di vista, sia dal punto di vista sociale, etico, morale, ha come base la conoscenza e l'istruzione, immaginiamo la parte del film cosa può aver portato al mondo, quindi concordo anche se non c'è di bisogno che lo dica io. Certo, professor Ambrosio, non erano molto convinti della loro invenzione, tanto che hanno spinto sulla fotografia a colori, che poi peraltro ha avuto successo comunque. Beh, probabilmente non avevano idea di cosa, diciamo così, di che vaso di Pandora avessero aperto, perché indubbiamente si veniva da un'epoca in cui c'erano i daguerrotipi, c'erano le prime fotografie, un mondo diverso che ha influenzato anche altri campi, l'arte. L'arte è stata molto influenzata dalla fotografia, non dico tanto dalla cinematografia forse, ma dalla fotografia, che rappresentava la realtà che prima era, diciamo così, campo ristretto di chi dipingeva, che a quel punto ha dovuto mutare direzione e rappresentare una realtà vista con occhi diversi, non più diciamo così naturalistica. Ecco, il cinema ha impattato probabilmente su tante arti anche in questo, di rappresentare non più la natura ferma, ma la natura, la vita in movimento, quindi un salto di qualità, perché è la vita di tutti i giorni alla fine, è la vita che ognuno di noi vive, non è quella imbacciamata della fotografia. Certo. Ma sicuramente è stata un'epoca fantastica questa, perché c'è la scoperta del bromuro d'argento, cioè la possibilità che una sostanza chimica venga impressionata dalla luce in tempi rapidissimi e quindi riproponga un'immagine. E la fotografia, diciamo, che poi dà origine al cinema, crea la grande crisi della pittura. I pittori si trovano improvvisamente, diciamo, in cassa integrazione, se vogliamo dirlo in termini più moderni, perché la fotografia, l'immagine delle persone non è più soggetta al pittore che guadagna sulla sua attività, ma diventa un concorrente. E allora la pittura, e questo è il motivo per cui la pittura diventa una pittura surrealista, una pittura che non ha più nessuna integrazione con la realtà, e allora abbiamo tutto il modernismo, e col modernismo naturalmente cambia il concetto di arte pittorica, ma contemporaneamente abbiamo anche la
scoperta la creazione attraverso la famosa croce di Malta, cioè il sistema per trasformare un movimento circolare in un movimento pendolare. E credo che abbiamo una documentazione, grazie, certo, vediamo se la vogliamo vedere. Eccola qua. Ecco, questa è la croce di Malta, vediamo come funziona, e quindi abbiamo un giro e il passaggio, perché il movimento cinematografico non è continuo, è alternato, cioè la pellicola avanza, poi si deve fermare, si apre l'otturatore, viene proiettata o ripresa l'immagine e quindi naturalmente avviene il movimento. Come avviene questo movimento? Questo era il problema, con quale velocità veniva ripresa l'immagine, e quindi si passa da 12 fotogrammi a 16, a 18 e poi solo successivamente a 24 fotogrammi. Recentemente siamo arrivati a 25 perché praticamente per adeguare il cinema a quello che è il ritmo televisivo, che appunto sono gli hertz, i 50 hertz della ripresa televisiva. E naturalmente l'importante di questa cosa è che nasce un nuovo linguaggio. Cioè inizialmente i fratelli Lumière si limitano e sbalordiscono perché la gente vede che ci si muove, c'è uno schermo con persone che si muovono e sembrano vive. Però successivamente si incomincia a concettualizzare la cinematografia, cioè come costruire una sintassi e una grammatica cinematografica per esprimere un concetto, una storia, un inizio e una fine di un racconto, e naturalmente poi questo racconto si allunga e abbiamo addirittura dei fenomeni di cinematografia con 3 schermi, e la cinematografia italiana si sviluppa soprattutto a Torino e arriva a fare, non c'era il CinemaScope, ma proiettavano contemporaneamente e simultaneamente 3 riprese ravvicinate in maniera tale che lo schermo fosse molto grande e sbalordisse molto di più la gente. Successivamente avverrà il grande passo, che è quello del sonoro, che creerà allora, contestualizzerà maggiormente l'immagine e il racconto in un contesto diverso. Sicuramente i fratelli Lumière hanno inventato l'avanzamento della pellicola, e i fori della pellicola non erano laterali come attualmente noi utilizziamo, ormai non c'è neanche più la pellicola, ma c'era un foro centrale, tra un fotogramma e l'altro c'era un cuneo che usciva e spingeva la pellicola in avanti, poi rientrava esattamente come abbiamo visto nel movimento della croce di Malta. Questa è stata l'invenzione dei fratelli Lumière, ma subito dopo sono stati copiati, hanno avuto un grandissimo successo, in America hanno carpito facilmente tutta questa cosa e sono sviluppati grandi società cinematografiche, che è la Metro-Goldwyn-Mayer e tutti gli altri. Questo è il grande salto in avanti della narrazione cinematografica del secolo scorso. Possiamo dire che è stata comunque un'invenzione rivoluzionaria per l'epoca. Certamente, perché hanno inventato un modo di comunicare completamente diverso, e questo ha spiazzato per esempio il teatro, cosa che invece poi successivamente la televisione ha spiazzato il cinema. E poi adesso la rete ha spiazzato sia il cinema che la televisione, perché poi le tecnologie, sviluppandosi e aumentando le loro capacità, ma soprattutto quello che conta è la produzione a basso costo con alto rendimento, e questo è stato il vantaggio del cinema. Quindi il cinema tutto sommato costava poco ma produceva grande ricchezza, ma quello che hanno inventato poi invece i fratelli Pathé è stata l'affitto
della pellicola, quindi una volta vendevano la pellicola e quindi uno poteva sfruttarla a suo piacimento, e invece hanno inventato: ti affitto la pellicola per tot numero di giorni, tu mi devi pagare in base alle persone che poi entreranno nel cinema, eccetera, e quindi si è sviluppato poi quello che è stata la grande cinematografia, soprattutto in America, ma anche in Francia, in Germania, in Italia. E poi è diventata l'applicazione della scienza, della tecnica, e quindi attraverso il cinema si è fatto un passo ulteriormente in avanti. Solo tardi venne considerato un'arte, la settima arte, cioè diciamo che dopo gli anni 80 del secolo scorso anche l'università ha accettato che questa fosse un'attività artistica e creativa, cosa che prima veniva negata. Certo. Beh, se guardiamo cosa è successo negli ultimi 30 anni, cioè quando noi eravamo, io in particolare un po' più giovane, che rivoluzione c'è stata dal punto di vista cinematografico, cioè quegli aggeggi con cui facevamo le riprese e poi quei 5 minuti di pellicola che venivano incollata e poi bisognava spedirla ai miei tempi a Milano, facevano la banda sonora, poi te lo rimandavano per montare un filmino di 3/4 d'ora, passava un inverno o un'estate e ci si divertiva. Certo. Cosa che credo che i più giovani manco se lo ricordano o non siano neanche venuti a conoscenza o lo vedono come Lumière. Sì, sì. Ma adesso invece con un telefonino possiamo fare un film. Incredibile. Quindi diciamo che il digitale ha spiazzato i fratelli Lumière. Sì. Però il linguaggio è rimasto lo stesso, cioè il tipo di montaggio, la logica del montaggio cinematografico è rimasto lo stesso, anche se oggi è più facile fare effetti speciali. Io ricordo quando facevo una dissolvenza ci mettevo almeno 3 giorni per passare da un'immagine all'altra, perché veniva fatto con la cosiddetta trucca, cioè il sistema che si usava per fare l'animazione. Adesso per fare una dissolvenza ci metti 5 secondi, 10 secondi, quindi ci pensa il computer a gestire il passaggio da un'immagine all'altra con un abbassamento della luce e entrata in funzione dell'altra immagine. Bene, allora chiudiamo qua questa pagina dedicata alla ricorrenza storica. Adesso un breve break pubblicitario e poi inizieremo a parlare allora del dolore e del dolore patologico in questo caso, dunque il dolore che diventa malattia e dunque la terapia del dolore. A tra poco, dopo la pubblicità.